Qua ci siamo fermati a? Allora, qui siamo a Marina di Priolo, esattamente Isola Magnisi, quella è tutta l'isola Magnisi, dove qui c'è un altro sito archeologico che è Thapsos e in lontananza si possono vedere i cumuli di cenere di pirite. La cenere di pirite è uno scarto industriale che contiene metalli pesanti e quindi sostanze inquinanti che hanno pensato bene negli anni di regalare al territorio. Sono stati appunto messi lì, accantonati in quei cumuli, ma anche parte ovviamente del litorale è stato riempito della cenere di pirite. Questa cenere di pirite è stata distribuita in molti altri paesi dell'area industriale, per esempio ad Augusta, anche tutta la zona della Borgata, quindi le saline sono state riempite di questa cenere di pirite, ritengo da criminali. Questo lo dico io e me ne assumo la responsabilità. Quindi questa, la cenere di pirite, è un regalo che abbiamo ricevuto da parte appunto delle aziende del petrolchimico. Ma una curiosità, abbiamo visto che qua c'è anche la spiaggia e a quanto pare, esatto, anche qua si pesca, ma cosa ci mangiamo poi o cosa rischiamo? Ovviamente sulla questione della pesca ci sono anche i cartelli, tra l'altro, di divieto, però c'è la spiaggia. Sì, certo. Questa ovviamente è in lontananza, vedete la rada di Augusta, dove ovviamente ci sono i sedimenti di mercurio. La rada di Augusta è stata interessata da un decreto ministeriale che ne prevede comunque la bonifica, anche se il decreto attuativo attualmente ancora lo stiamo attendendo, e quindi ovviamente una pesca fatta in loco ovviamente produce, come dire, delle ripercussioni per chi mangerà questo pesce. Infatti molti studi anche del CNR lo hanno raccomandato di non consumare il pescato del territorio.